Buona giornata e buon martedì, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, le principali notizie, i nostri reportage, le nostre inchieste, le nostre interviste con www.venetoglobe.com. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre ci trovate sul canale 95 di Digitale Terrestre appunto di Caffè TV24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Appuntamento ogni sera 19:45 circa e nella seconda parte di serata e poi in replica nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere quali sono state le principali notizie del giorno e anche del weekend, perché per esempio ha fatto discutere la Ferrari nel fine settimana di Interlagos. In Brasile c'è stata la penultima gara della stagione con vittoria, la terza complessiva di Verstappen. Le Ferrari si sono eliminate a vicenda e Binotto, eccolo qui, è andato giù pesante con i piloti al termine della gara. Piloti che si sono eliminati, vi dicevo, a vicenda con errori che Binotto dice costano cari soprattutto all'immagine della rossa della Ferrari. Quinta vittoria consecutiva nella classifica finale di Coppa del Mondo per l'iridata del fioretto individuale. Bebe Vio, eccola qui, la campionessa di Mogliano Veneto ha conquistato ad Amsterdam il quinto successo che le ha consentito di vincere appunto anche questa prova olandese. Consegnato ieri sera a Parma il premio Sport Civiltà ad Alessandro Benetton, fondatore e presidente di 21 Invest, premiato come dirigente sportivo alla guida del comitato organizzatore dei campionati del mondo di Cortina 2021. Siamo in casa Benetton con i Leoni che sono tornati a casa dall'Irlanda, da Dublino, dopo la prima di Heineken Champions Cup contro il Leinster, con una sconfitta per 33-19, ma con tante belle parole, con tanti complimenti, perché è stato soprattutto un bellissimo primo tempo e è stata una buonissima prova offerta dai Leoni. Purtroppo non è bastato per vincere contro una delle squadre più forti sicuramente in questo momento. E sabato prossimo attende a Monigo il Northampton, primo nel campionato in Inghilterra. Nel mondo del rugby la notizia del giorno lo è stata anche nelle giornate passate, nel weekend trascorso, è stato sicuramente lo stop di Oshie da commissario tecnico dell'Italia. Per il Sei Nazioni la panchina è stata così affidata ad interim, usiamo questo termine, a Franco Smith, che tra l'altro è un ex Benetton. La nazionale italiana di basket femminile, dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca, si è riscattata l'altra sera vincendo contro la Danimarca, in Danimarca appunto per 82-72. La trevigiana Sottana, una delle migliori, ha firmato ben 21 punti. Basket di A1, la TVB De Longhi Treviso contro Brescia ha vinto una gara piuttosto importante e fondamentale per la corsa nel suo campionato, 72-68 il risultato finale, che è stato sempre aperto. La TVB domenica prossima sarà in trasferta a Roma per affrontare la Virtus. Dal basket alla pallavolo, quella maschile, anche in questo caso su tutti i campi di pallavolo, di basket, di calcio, c'è stato questo saluto, questi striscioni per ricordare Venezia e fare qualcosa di importante per Venezia. Nella Superlega maschile, domani, mercoledì, in campo per la settima giornata ci andranno Vibo Valencia Verona e Trento Padova. In A1 femminile, e siamo nella pallavolo femminile targata Imoco Volley Conegliano, c'è la vittoria di questa Supercoppa contro l'Igor Gorgonzola Novara, netta per 3-0. Noi continuiamo a parlare di questa Coppa, lo facciamo anche quest'oggi con un altro servizio realizzato da Milano. Quanto può influire questa vittoria nel proseguo della stagione? A livello mentale proprio. Penso che questa vittoria fa bene per tutti noi, è proprio il primo passo della nostra strada in questa stagione. Secondo me dà ancora più coraggio, più fiducia, ma anche lo sappiamo già che potevamo fare meglio questa partita e ci dobbiamo lavorare per migliorare. Noi siamo la squadra che vuole sempre migliorare, quindi penso che le prossime partite giocheremo ancora meglio. Novara è questa o avete fatto la partita perfetta? Ma penso che noi non siamo questa e Novara non è questa, nel senso come noi abbiamo margini di miglioramento sicuramente
Sicuramente Novara sicuramente crescerà nel corso del campionato e l'amalgama di una squadra, come ho detto prima, si vedrà più avanti. Mochi, un'altra domanda, adesso la Champions League. Sì, martedì giocheremo fortunatamente in casa e non conosciamo niente di questo avversario, sinceramente ci siamo un po' focalizzati per questa partita, pensiamo una partita alla volta, adesso festeggeremo e da domani o da lunedì, quando rientreremo in palestra, penseremo alla Champions. Mochi De Gennaro e Aja Volos, due protagoniste indiscusse anche di questa Supercoppa vinta dall'Imoco. Il campionato registra 5 punti di vantaggio dell'Imoco su Novara e 7 su Busto. Qui invece siamo sul sestetto della pallavolo maschile di Motta di Livenza. La KRK è tornata alla vittoria, lo ha fatto in casa contro Brugherio per 3-0. Il prossimo turno è una trasferta in quel di Portoviro. Juventus al comando nella Serie A nazionale con 32 punti nel campionato, si ritorna in campo il 23 e attenzione a queste gare perché si inizia con il botto Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e poi Torino-Inter, tutte e tre da non perdere sicuramente. Nella Serie B invece le Venete Friulane saranno in campo a partire da venerdì, Pescara-Cremonese alle 21, poi sabato Pordenone-Perugia che si gioca alla Dacia Arena di Udine, Empoli-Venezia, domenica poi Cittadella-Pisa ed infine lunedì chiuderà i conti il Chievo-Verona che affronterà l'Entella. Per quanto riguarda invece la Serie G, la Serie C Girone B si ricomincia venerdì con Virtus Verona-Carpi. La Serie D, quella più vicino a noi che maggiormente ci interessa insieme al campionato di eccellenza, vede il Campodarsego portarsi a quota 31, Campodarsego che ha battuto domenica per 2-1 la formazione di Tiozzo, ovvero l'Adriese, e quindi si candida veramente a stare lì in alto. Dopo una vittoria in casa del Tamai, Montebelluna sale a quota 17, Montebelluna che cancella così la pareggite, l'avevano chiamata così perché stava continuando soltanto a pareggiare, però aveva ugualmente mosso la classifica. Montebelluna in casa domenica contro l'Ambrosiana. Domani sera vi ricordo invece, ecco qui il ricordo, Coppa Italia Eccellenza, leggete, andata semifinale allo stadio Samassa di Motta di Livenza, arriva il San Donà di Piave che affronterà il Porto Mansuè, l'incontro fissato a partire dalle ore 20, non mancate. Passiamo al basket, in Serie A2 femminile il Ponzano in casa contro Sarcedo, perde soltanto nel finale e purtroppo per la formazione di Campagnolo arriva una sconfitta forse inaspettata, visto come sarà messa la cosa. In Serie B maschile invece di basket, la Ruker Sanve ha perso a Bernareggio contro i locali. Ieri abbiamo ascoltato l'analisi attenta e obiettiva di Marco Mian, adesso l'analisi felice, contenta di colui che ha battuto la prima e la seconda della classe in queste 2 settimane, ovvero Marco Cardani, il coach di Bernareggio. Coach, ha battuto la seconda, ha battuto la prima, c'è altro adesso? C'è Vigevano domenica prossima. Sì, sicuramente siamo contenti, abbiamo fatto un primo tempo eccellente che fa un po' il paio con il nostro secondo tempo da troppe palle perse, però dai, sono contento per come questo gruppo lavora, come sta insieme e poi questo si vede la domenica, il sabato. Mi avete anche impressionato perché in diretta dicevo chissà se riuscirà a mantenere questo ritmo, avete tenuto il ritmo, perché a parte il secondo tempo dove insomma era logico aspettarsi anche il tentativo loro, però bene. Sì, sei una squadra molto atletica, molto giovane su molti elementi e tanti danno un contributo e quindi questo ci permette di avere grande energia, grande diffusa, non soltanto sui titolari, ecco, tanti giocatori che danno un contributo. Un bel mix perché questi under che fanno sicuramente la differenza, però ci sono poi dei personaggi che insomma sanno giocare. Sì, no, siamo contenti di aver raggiunto Quartieri che è un giocatore che per noi che proprio ci mancava la scorsa stagione. Sono contento dell'atteggiamento di Stefano che è maturato, Laudoni e Todeschini. Todeschini questa sera sembrava... Todeschini se sta bene fisicamente è questo, sì. Beh, adesso siete là, davanti. Sì, non pensavo all'inizio dell'anno onestamente, c'è da dire che questa era la 9ª partita, ecco. Ce ne sono ancora 21. È lunga, quello che ho detto ai ragazzi spogliatoi di continuare a lavorare così. Però questo è un fortino e sarà difficile per tutti. Sì, l'anno scorso abbiamo perso spesso qua, anche 2 anni fa, quest'anno sono contento anche della risposta del pubblico, c'è più gente, è chiaro che vogliamo proteggerlo, no? Coach, buon lavoro. Grazie.
Bravo Marco Cardani, bravo la sua Bernareggio, e allora cambiamo totalmente, andiamo a San Vendemiano dove domenica si è corsa la Corri in Rosa, un avvenimento importante. Ieri abbiamo sentito il sindaco di San Vendemiano Guido Dussin, oggi ascoltiamo Sonia Brescaccin, consigliere regionale però di San Vendemiano. Una giornata di solidarietà, di voglia di stare insieme, di costruire qualcosa di buono e di trasmettere attraverso i sentimenti, le emozioni, qualcosa di positivo che si affianca al servizio sociosanitario che è molto buono, ci fa prevenzione e cura. Certamente la parte psicologica e emozionale è di fondamentale significato. Era Sonia Brescaccin con maglia rosa, pensavo corresse ma mi pare che invece era soltanto per dare il via. Comunque brava anche Sonia Brescaccin, sempre vicino a questo tipo di manifestazioni di interessante valore. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali, solite frequenze, insomma ci siamo e ci troverete sempre qui. Buona giornata a tutti.